tardo un'ora, due. Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. L'ospite di questa sera, lo ringraziamo, è il governatore Luca Zaia. Prima il governatore le ho fatto vedere un servizio dove abbiamo mandato sia i complimenti sia le richieste al governatore, però in effetti c'era lo stesso servizio con solo i complimenti, è giusto che le faccia vedere a conclusione di tutto il concetto che le avevo detto prima. Andiamo a vederlo di nuovo e vediamo queste persone cosa dicono di Luca Zaia. Commento sull'operato fino a questo momento del governatore Zaia. Secondo lei come sta operando per il territorio? Secondo me molto bene, devo dire che è sempre vicino alle esigenze dei cittadini, per quello che ho visto anche nell'emergenza che c'è stata ultima, anche con l'alluvione, soprattutto nel Bellunese, devo dire che sta facendo molto bene. Io seguo i problemi della gente e credo faccia quello che dovrebbe fare un vero governatore. Ma diciamo, da quello che so per il Veneto, le alluvioni eccetera, io ho sempre visto che insomma ha concluso. Secondo me sì, molto bene, molto meglio dei precedenti. Per il momento ha sempre lavorato bene, per quel che mi riguarda e per quel che posso capire io. Se continua così io sono contento. Innanzitutto sta salvaguardando il territorio stesso e sta facendo delle cose utili soprattutto per la salvaguardia del territorio e di conseguenza mi pare sufficiente come motivo per votarlo o per che continui nella sua strada. Ma mi sembra abbastanza bene, certo si potrebbe fare meglio, come noi umani siamo sempre che vogliamo fare meglio, ci sono certe cose che non mi vanno, altre invece... Secondo me per la regione sì, anche nel territorio, e dopo bisogna vedere cosa riesce a fare in pratica. L'ospedale di Padova perché ci vuole, è molto importante che ci sia un nuovo ospedale, soprattutto una nuova pediatria per i nostri bambini. Bene, sì dai, sì mi sembra bene. Mi occupo pochissimo delle faccende sociali, però insomma da quello che vedo io mi sembra bene. Per il momento sì, soddisfacente. Dovrei stare qui per almeno un'oretta per discuterne. Diciamo che forse guardare le priorità di ogni singolo comune è importante per capire poi cosa fare, come agire e quali sono le cose su cui iniziare appunto per prima. Insomma. Questa è l'urgenza, insomma. Sì. Ecco, per dovere di cronaca era il servizio che abbiamo messo all'inizio, però era completo nei complimenti e nella soddisfazione dei cittadini del Veneto per quanto riguarda il governatore Luca Zaia. L'abbiamo riproposto nella parte appunto dove le hanno fatto tutti i complimenti e credo inutile che mi ripeterei tutto quello che ho detto, i complimenti sicuramente sono di tutti i cittadini. Senti, invece andiamo adesso a parlare della sanità, parleremo dell'ospedale, ma parleremo anche praticamente degli stessi medici che dicono ci sarebbe bisogno di assunzioni. Hanno protestato recentemente davanti all'ospedale di Padova, vediamo il servizio e poi le farò delle domande, vediamo. Richiedono maggiori fondi per la sanità pubblica che i sindacati dei camici bianchi definiscono al collasso ed il rinnovo del contratto di lavoro, fermo ormai da 10 anni. Sono le principali motivazioni della protesta dei camici bianchi che un paio di settimane fa hanno incrociato le braccia per 24 ore. L'adesione allo sciopero in regione ha toccato punte dell'80%. Numerose le voci raccolte al sit-in davanti all'azienda Zero a Padova. Il tempo per visitare il paziente è sempre più ristretto, l'età del personale aumenta, in alcuni ospedali manca il 30% degli anestesisti, eppure bisogna garantire la presenza continuativa in terapia intensiva e in sala operatoria. Ginecologi, ortopedici e pediatri si licenziano e preferiscono passare alle cliniche private perché non riescono più a conciliare lavoro e famiglia, mentre parecchi interventi urgenti vengono posticipati. Ci sono reparti con 3 medici dove le maternità non vengono sostituite e i colleghi devono arrangiarsi in 2. Molte sale operatorie, anche nuove, rimangono inutilizzate per la mancanza di personale. Queste alcune delle lamentele di chi ha protestato. Un grido unanime che si innalza e invoca l'intervento della regione e del governo. Un ultimo urlo arriva poi dai camici bianchi. 350.000 veneti rinunciano alle cure ed evidenziano il
il problema del turnover. Ecco, allora la sanità in Veneto è un'eccellenza, però il problema è che il personale è un po' ridotto, si lamentano un po' proprio i medici stessi, insomma in maniera anche dietro le quinte, perché magari qualcuno può indisporsi, gli dico dietro le quinte, vengono qui e dicono ma perché non fate i servizi, poi quando vai lì e dici ti facciamo un'intervista tutti un po' la rifiutano o la negano. È vero, governatore, questo? Ma intanto partiamo da un presupposto, questa è un'iniziativa nazionale, è una protesta che si è tenuta non solo in Veneto ma dappertutto. Tutta Italia. E poi qui è stata venduta furbescamente da qualcuno come un'iniziativa esclusiva contro la Regione del Veneto. La verità è che questa è un'iniziativa nazionale. Tanto è vero, basterebbe leggere i cartelli, quelli stampati, non quelli scritti con lo spray in casa, e si vede che si fa appello al contratto pubblico, si fa appello a molte altre robe, condivisibili peraltro. Primo, non è assolutamente vero che noi abbiamo ridotto il numero di infermieri, quindi operatori sanitari, e medici da quando governiamo noi, anzi è aumentato. Sono disposto a mostrare i numeri, ULS per ULS. Sono diminuiti i tecnici invece e amministrativi, di 1000 unità su 54.000 dipendenti. Quindi non è vero che abbiamo meno medici di prima. È vero che mancano medici, ma non mancano perché li abbiamo diminuiti, mancano perché non si trovano. Mancano, pensi, non voglio dire una imprecisione, ma sbaglio di poco, mi sembra siano 83-84 pediatri in Veneto. Non si trovano pediatri. Le prospettive sono che a livello nazionale mancheranno 56.000 medici. È stata sbagliata la programmazione. Del resto, io mi sono laureato nel 93 e in quegli anni lì si consigliava ai ragazzi di non iscriversi a medicina perché sarebbero stati dei futuri disoccupati. Questa è la verità. Il numero chiuso poi ha fatto il resto del danno, perché comunque non si fa una selezione, diciamo, a scuola, ma la si fa con un test di ammissione. Quindi andare a far credere ai cittadini che mancano dipendenti per colpa della Regione vuol dire non essere corretti, oppure ci dicano dove è che la Regione ha mancato nell'assunzione di dipendenti. Ci ho sentito ad esempio nel servizio, poi non so come sia stato riportato, sarebbe bello capire qual esempio. Ci sono delle maternità che non vengono coperte. Molto probabilmente non vengono coperte perché, guardi, a maternità, anche da un punto di vista economico, a noi la copertura è lineare, cioè non è che abbiamo problemi a fare l'operazione. La verità è che non trovi medici. La verità è che non trovi medici. Oggi se ci fosse qualcuno che ha in casa un figlio che fa il pediatra, confermerebbe che suo figlio può decidere. Quando nel servizio la giornalista dice, perché molti nella narrazione dice, immagino che siano state le voci raccolte, molti abbandonano il pubblico e vanno nel privato, ma è ovvio perché sono nelle condizioni di scegliere e fanno quello che meglio credono, sono anche nelle condizioni di poter contrattare con il privato, e qui sfido chiunque a dirmi che non è vero, condizioni lavorative migliori sia dal punto di vista economico che di orari, perché il privato ha gli stessi problemi nostri, non riesce a trovare medici. E quindi il privato, che non ha il vincolo dei concorsi, non ha il vincolo del contratto nazionale, eccetera, può dire a un pediatra: scusa, vieni da me ti do il 10% in più, il 20%, ma lui lo può fare il privato, noi no. Questo vuol dire che anche per questo motivo i tempi di attesa si allungano, governatore? Ma i tempi di attesa, guardi, i tempi di attesa in Veneto, il 98% delle prestazioni avvengono all'interno dei tempi di attesa previsti. Fra l'altro i tempi di attesa del Veneto sono stati anche ridotti rispetto a quelli nazionali, per scelta, per delibera nostra. Dopodiché, io vedo, da noi arrivano spesso telefonate sull'attesa. Allora, molto spesso accade che il cittadino è convinto di avere una priorità che non ha, perché il suo medico di base gli fissa una visita programmabile, cioè che vai all'anno, e lui è convinto di avere una visita urgente che deve andare nel giro di una settimana. Ma noi, cioè, per dire, la urgente la facciamo nel giro di qualche giorno, ma senza nessun problema. Se poi c'è qualcuno che mi ascolta e si sta alzando in piedi a casa dicendo ma che cazzo sta dicendo Zaia, io lo invito 041 279 28 63, 041 279 28 63, lo ripeto fra 2 minuti così andate a prendervi la penna, e ci segnali il caso, ma se ci segnalate un caso che a me serve per capire se c'è qualche... Cioè, su 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, certo, può accadere che qualcosa non funzioni. Però se mi segnalate il caso, capite subito che io devo avere la ricetta e il nome e cognome.
perché a volte c'è gente che chiama e non ha la prescrizione, e io come faccio a fare un controllo? Correttamente. Oppure non vuol dirti nome e cognome, ma se non ho nome e cognome faccio controllare. E quindi chiamate allo 041 279 2863, 041 279 2863, magari se riuscite mettetelo anche in sovraimpressione questo numero. Possiamo, chiedo alla regia, possiamo Marco o Claudio mettere in sovraimpressione, se vi segnate così lo ricordiamo, 041 279 2863, 279, se lo mettiamo in sovraimpressione, grazie, lo chiedo alla regia, così magari rimane impresso anche lo dico, ovviamente evitate di intasare con telefonate sulla qualunque. Chi ha un caso specifico me lo segnala e lo verifichiamo assieme, ma con l'ottica della leale collaborazione. Io non mi offendo se uno mi dice guarda, io penso che in quel reparto non funzioni niente, ma se me lo dice potrei anche incazzarmi, se me lo dimostra con una carta in mano è diverso. Un'altra accusa tra virgolette oppure necessità. Beh, scusi, le faccio solo un esempio. Io ho avuto dei casi, cioè un signore che mi dice che gli hanno dato un'indagine da fare, evito di circoscrivere, di definire, certo. Fa distante da casa, a parte il fatto distante da casa per uno che ha l'auto 20 km non mi sembra distante, il mio ospedale di riferimento è a 26 km da casa, non importa. Detto questo, io faccio fare un'indagine, no? Dico, ma perché questo signore si lamenta di questo? Poi ho scoperto perché questo signore abitava esattamente davanti al cancello dell'ospedale, ma voleva la prestazione, la voleva subito su quell'ospedale. Gli ha detto guardi, lei ha bisogno di una prestazione urgente, l'urgenza noi riusciamo a garantirgliela lì. Certo. E tu vai lì. Allora io mi chiedo, ma se stai male, stai lì a pignorare su sta roba qui? Che non sei un pensionato, non sei un ragazzino, sei una persona di 45 anni che è in grado di guidare l'auto e andare dappertutto? Dai, vuol dire che non stai male. Mi è piaciuto nel ragionamento che ha fatto prima proprio all'inizio della trasmissione, quando ha detto se qualcuno si deve lamentare anche davanti al medico. Credo che questo messaggio che lei ha lanciato questa sera sia di un'utilità davvero incredibile per il paziente. Però un'altra cosa... No, guardi, i medici di base, io non li sto colpevolizzando. No, parlo a livello anche ospedaliero. Ma loro fanno il loro mestiere. Però i cittadini sappiano che la ricetta che fanno per le prescrizioni, quindi le indagini, TAC, risonanza, ecografia, raggi, tutto quello che è, la fanno e nella ricetta c'è una casella dove c'è scritta la priorità. Purtroppo la priorità è con le lettere U, P, tutte quelle robe lì. Io ho chiesto di cambiarla, ma non si può perché il modello è nazionale, perché io volevo metterci i giorni, 5 giorni, 10, allora uno fa una barra sopra e riesce a capire. Certo. Però attenzione ai cittadini. Parlate con il vostro medico di base, i medici di base sono fondamentali e fatevi spiegare entro quanti giorni vi ha dato la prescrizione. Eccolo qui, va bene, il numero 041 2792 863. Chi ha evitate di intasarmi no, ma fatelo solo se avete un caso da segnalare. Eccolo lì, segnatevi questo numero perché come avete capito il governatore è importante. Una delle cose, restavo a conclusione del ragionamento, mancano anche anestesisti e questo è uno dei motivi per cui delle volte determinate operazioni non si fanno. Hanno dei tempi lunghi e non si fanno. Senta, l'anestesia non la possiamo far fare a un fabbro, con una martellata in testa. No, le chiedo come si può fare per poter... Ma guardi, il problema è che non ci sono sul mercato, noi facciamo i concorsi, non si presentano. Io non so più in che lingua dirlo. Quando leggo di sindaci che fanno gli eroi per far contenti i cittadini, perché è più facile vendere un alibi a un cittadino che vendere un problema, no? Allora, quando leggo sindaci, ma la pediatria è dimenticata, ma quel centro ortopedico è dimenticato, ma se abbiamo fatto fior di concorsi e non si presenta gente, cosa ci posso fare io? E c'è una medicina per poter rimediare a questo? Bisogna fare una legge nazionale e cominciare a dire che la specializzazione in questo periodo di, come si può dire, di estrema necessità, urgenza, la si fa fare in corsia. Perché se io ho il laureato che esce oggi dall'Università di Padova e lo posso avere operante e operativo solo fra 3 anni dopo la scuola di specialità o fra 2 anni, lei capisce che perdono altri 2 anni. Allora se vogliamo recuperare un po' nei tempi bisogna agevolare che questi ragazzi neolaureati entrino in corsia. Bene, chiudiamo con l'infermieristica, che anche lì c'è un po' di necessità di qualche... lì c'è un problema anche lì dell'università, dello studio, oppure... Ma guardi, lì c'è sempre il solito tema, quello è un diploma di laurea, per cui comunque è un corso di laurea, ha tutti gli effetti,
e c'è una programmazione, lo si fa, dopodiché è anche un'attività che non è che sia molto ambita, cioè non è che c'è la coda per andare a fare questo tipo di attività, per cui anche lì è un problema, cioè è un mondo che sta cambiando. È un mondo che sta cambiando, per carità le nuove tecnologie ci permettono di essere più performanti con minor personale, però comunque i professionisti ci vogliono. L'ultima che devo fare, la sanità in Veneto è una sanità a livello del paragone ovviamente costi e beneficio che è la migliore in Italia, su questo non ce ne piove, però tanti dicono hanno ridotto a discapito dei pazienti. Questo Ma chi è il le dice queste pensiero, robe? è la percezione del cittadino. Ma questa della qui è una volta. leggenda metropolitana, guardi, intanto hanno ridotto, vorrei capire cosa. E per esempio una sala di un ospedale invece che avere un reparto unico è stata divisa in 2 reparti, le sale operatorie invece che essere usate da un reparto vengono usate da più reparti, cioè sto facendo degli esempi di cui ne ho sentito parlare. Ma guardi, nel suo servizio si dice addirittura che abbiamo sale operatorie vuote e esatto, nessuno questo utilizza. qui è detto così, è vero. Le sale operatorie sono gestite in base a una programmazione che peraltro fanno direttamente i primari, i responsabili con la direzione sanitaria. La programmazione è tutta medica, cioè noi non ci permettiamo di dire, cioè che si venga a dire che non si può più operare perché non ci sono sale operatorie, dico, trovatene uno che viene a spiegarvi, magari può anche accadere, ma che venga a spiegarvi perché accade. Questo io voglio dire. Cioè sa, si stanno diffondendo sempre di più leggende metropolitane, a me spiace perché fa male alla sanità, come spiace che qualche medico ogni tanto, e non sto generalizzando, approfitti della debolezza dei pazienti per raccontare una storia che non è reale. Ha capito? Faccio degli esempi. Adesso c'è spesso richiesta che ci vuole la protegica a Campo San Piero. A Campo San Piero ha fatto il CTO, Centro Traumatologico, è un riferimento regionale. Cioè lì rifacciamo, prima addirittura con l'uso dell'informatica, la ricostruzione di bacini. Cioè a Campo San Piero si fanno cose mai viste dagli umani, si rimettono dritte persone che inevitabilmente sarebbero finite, ci arrivano casi da tutto il Veneto, da tutta Italia. Cioè partire con una campagna chiedendo la protesica vuol dire, è come dire che diciamo al professor Gerosa che fa trapianti di cuore, che è un luminare, o al professor Rea o al professor Cillo, insomma fegato, polmoni, dire, senti, sì, siamo centro per fare i trapianti di cuore, però vogliamo anche che ci fate il centro dei pacemaker. Scusa, cioè la protesica la facciamo in tutte le ortopedie del Veneto, cioè non ha bisogno di quella specializzazione che Campo San Piero ha, che è oltre la protesica. Allora io mi chiedo, ma chi è partito con questo tormentone della protesica? Certo. Un paziente? Un medico? Un infermiere? Chi è che sta diffondendo questa idea? Secondo lei? Ma guardi, io penso che noi un posto come Campo San Piero lo dobbiamo iperspecializzare e diventa come un'università, perché se un giorno vi capita, fatevi accompagnare dentro in quelle sale, fatevi mostrare la ricostruzione tridimensionale dei bacini distrutti come la rifanno e capite che lì c'è il futuro. E venirmi a dire che se adesso si fa una protesta per la protesica, cioè io immagino che se io fossi un medico che opera in un CTO così importante, penso che mi dicono, cavoli, ma mi hanno detto di venire qui per occuparmi dei grandi casi complessi, adesso mi dicono che devo mettere su protesi, che è un lavoro nobile, ma è un altro lavoro. Certo. È questo che non capisco. No, io non so perché ho fatto questo. Glielo dico perché abbiamo già avuto due telefonate, immagino che fra una settimana ci sarà il comitato. Sì, chiedo alla regia, per un attimo mettiamo ancora il numero se avete bisogno per chiedere informazioni, info, il numero che ha appena citato il governatore, è perché la sanità in Veneto è una sanità funzionante, una sanità che va molto bene, è stata strutturata bene, però ci sono sempre comunque gli infelici, gli incontenti, allora riceviamo e ci saranno sempre, quindi è una cosa davvero. E lo IOV rimarrà a Castelfranco o è possibile che ritorni a Padova? No, guardi, lo IOV è a Padova, a Castelfranco c'è una sezione e non c'è nulla di trascendentale, anche i padovani dicono nessuno sta portando via roba da Padova, però non si può neanche pretendere che tutto il mondo si curi venendo a Padova. Certo. E per i padovani così magari no. No, ma lo dico perché quando parliamo di IOV parliamo di malati di cancro. Parliamo di malati di cancro. Io sono quello che ha difeso
l'iperspecializzazione della sanità, perché penso che non è possibile pensare che l'ospedale del futuro sia un ospedale generalista, no? Se uno ha una malattia, che so, gastroenterologica, tanto per fare un esempio, va alla clinica di Padova piuttosto in posti iperspecializzati. Non penso che uno che ha una grave malattia cardiovascolare e magari deve fare un trapianto di cuore, chiede di poter andare a Campo San Piero o a Conegliano da me. Sa già che va a Padova dal professor Gerosa. Allora io dico, alla luce di tutto questo, mi metto anche nei panni di spiegare che lo IOV a Castelfranco non si è spostato lo IOV, si è messo una sezione per tutto quello che riguarda l'oncologia dell'apparato riproduttivo della donna. Questo è lo IOV di Padova. Perfetto. Prima ha detto, parliamo dell'ospedale, intendevo l'ospedale di Padova Nuovo, perché abbiamo parlato della sanità. Sì, ma l'ospedale di Padova Nuovo, insomma, ci siamo, finalmente questo accordo prende forma, si sono trasferite le aree con atto notarile e adesso noi siamo titolari delle aree, per cui siamo legittimati a investire, perché lei sa che essendo in Italia noi non potevamo dare incarichi finché l'area non era nostra. Questa è la tragedia. Cioè, un cittadino può decidere di fare un progetto anche se non ha l'area, poi dire quando mi daranno l'area ci calo sopra il progetto. Noi non possiamo, c'è Corte dei Conti, è danno erariale. Mi è piaciuto lei quando appunto nella firma notarile, nell'ultima firma, lei ha detto ai presenti ai colleghi non preoccupatevi perché i soldi ci sono, ha dato garanzia, perché il dubbio è poi venuto, ma si ritarda. Pediatria è un esempio a Padova, perché non è stata ancora battuta pneumologia e costruito pediatria, ha detto che lì... Ma guardi che sono anni che noi abbiamo stanziato i soldi per pediatria. Ma dico, è successo qualcosa che non ho ancora capito. Sono pratiche burocratiche, c'è lì è l'azienda ospedaliera che gestisce la partita, le pratiche burocratiche sono quelle... Cioè, il cittadino non deve pensare di essere un fenomeno e aver capito tutto. Cioè, uno si ferma e dice, ma Zayas è così mona che non ha capito come si risolvono i problemi. Io mi arrabbio quanto un cittadino, da cittadino, però la burocrazia che c'è in un ente pubblico non è quella che uno ha nel salotto di casa o a casa sua. E perché è così? Perché noi cittadini abbiamo detto che i politici sono tutti ladri, che non bisogna far decidere nulla ai politici, e a questo punto si fanno gare, rigare. Guardate che se io potessi chiamare un'impresa che conosco, vai a farmi la pediatria di Padova, domani mattina c'è già... Però, i politici però il governatore Zaia è diverso da tanti altri governatori. Ma guarda, io non è che mi chiamo fuori, dico sempre... glielo dico io, non stia a dirlo lei, glielo dico io, perché bisogna anche riconoscere, perché quando viene un politico, poi facciamo questa trasmissione e tantissimi altri colleghi, magari più importanti che del sottoscritto, dicono, chiedono, però devono anche riconoscere e gratificare quando uno è bravo, perché quando uno è bravo bisogna dirgli bravo, quando uno è onesto, insomma, e i meriti di Luca Zaia in questo credo siano al di sopra di ogni sospetto, quindi non riguarda sicuramente la nostra regione. Però i tempi sono quelli, certo. Pediatria, i soldi sono stanziati, adesso sembra si parta definitivamente, però senta, è stata una via crucis. Questa è la dimostrazione che se avessimo dovuto rifar tutto sul vecchio ospedale non finivamo più. Certo, però è una storia di 25 anni, immagina. E lei, per fortuna io non ne ho in carico tutti i 25. È vero. Andiamo a vedere, abbiamo gli ultimi due servizi, poi le lascio andare, ovviamente ringraziare. Abbiamo il crack delle banche venete, che anche quello lì è un tema scottante. Quante problematiche che il governatore deve sentire, ascoltare e sistemare. Andiamo a vedere il servizio. Il sistema bancario fatica a riemergere e trovare l'equilibrio dopo i crolli che hanno gettato nel caos migliaia di risparmiatori. La scorsa settimana un incontro al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il fondo ristoro dei risparmiatori traditi dalle banche venete. 2,5 miliardi di euro sono stati previsti nella legge finanziaria. Al tavolo di confronto con le associazioni di consumatori si è presentato anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha assicurato che se ci sarà bisogno si allargherà la solidarietà ai risparmiatori traditi. Intanto in Veneto stanno arrivando i primi rimborsi ai soci, a coloro che dopo l'azzeramento delle azioni di Popolare di Vicenza e Veneto Banca si erano rivolti alla Consob per avere almeno parziale indennizzo. La legge ha stabilito il criterio del 30% di recupero delle somme investite con tetto di 100.000 euro pro capite. Questo è solo un acconto che poi potrà essere aumentato per cercare di arrivare ad un ristoro pressoché integrale. Più di 1.200
i ricorsi trattati, 850 quelli recepiti, 300.000 i correntisti coinvolti. Tra i ricorsi accolti, 100 persone hanno già ricevuto le somme riconosciute per un valore di circa 2 milioni. I 3/4 dei ricorsi riguardano comunque i risparmiatori delle ex popolari venete. Altro problema, capito Luca Zaia perché ho iniziato nei complimenti, perché poi ho detto metto sopra una all'altra tutte le problematiche del Veneto. Se dovessimo fare una sintesi, di certo a me non sono toccati gli anni delle vacche grasse. Quelli se hai qualcun altro. È vero. A me sono toccati gli anni delle vacche magre, perché ho esordito nel 2010 già in piena crisi. Abbiamo avuto la morsa del 2011 che è stata terribile. Abbiamo ereditato 200 suicidi. Abbiamo avuto difficoltà in mani e poi la crisi lascia questi strascichi che sono paurosi, che sono quelli ad esempio di 210-205 mila azionisti che hanno perso tutto, chiamiamoli risparmiatori che forse è il termine più corretto, crack di 2 banche, la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, difficoltà per molte imprese di risollevarsi perché magari avevano contratto finanziamenti e anche comprato azioni a garanzia, difficoltà per molte famiglie. Adesso ci sono buone notizie da parte del governo, io so che si sono incontrati anche con Salvini qualche giorno fa e so che Bitonci sta seguendo la partita come sottosegretario, direi bene, e spero che si trovi una soluzione. Non è un casino che abbiamo messo in piedi noi, hanno tentato in tutte le maniere anche di dire Zaia non potevano, Mose, Zaia non poteva non sapere, banche, Zaia non poteva non sapere, cioè alluvione, Zaia non poteva non sapere. Ecco, sti lazzaroni qua io spero che prima o poi spariscano dalla scena politica. La verità è che sulle banche si è consumata un'autentica tragedia. Certo, adesso c'è una parte di miglioramento, tra l'altro è iniziato il processo proprio al presidente della Popolare di Vicenza, Zonin, dunque ci sono richieste per partecipare al processo, c'è un po' una bella roba. Guardi, mi lasci dire una cosa, io dico quello che penso, magari anche impopolare quello che dico, io sto dalla parte dei risparmiatori, però pensare di risolvere il problema, sì, posso capire che uno ha la rabbia in corpo, io ho perso soldi sia in Popolare di Vicenza che in Veneto Banca, potevo in tempi non sospetti vendere, ho evitato perché sarei finito dentro una polemica, perché questo è poco. Quindi io sono pulito, sono i miei soldi, non ci sono più, ho le azioni che non valgono niente. Però dico, capisco lo sfogo che uno può avere contro Zonin piuttosto che contro Consoli o chi che è, ma se è vero che il danno è di quasi 20 miliardi di euro, immagino che non se ne siano scappati 2 signori con 20 miliardi di euro nei sacchi, no? Allora uno può dire c'è la responsabilità della gestione, c'è la responsabilità delle scelte, queste robe qua le decideranno i tribunali. Io sono sempre dalla parte, diciamo, della chiarezza, però non è possibile celebrare un processo pensando di avere sempre i riflettori puntati sul nostro territorio e mai pensando a Roma. Cioè, ma la Banca d'Italia dov'era? Io glielo chiedo come azionista. Cioè, quando io andavo alle assemblee c'era sempre qualcuno della Banca d'Italia seduto lì, io non ho mai sentito dire niente. E coloro che facevano la certificazione dei bilanci dove erano? Io non ho sentito dire in assemblea che i valori delle azioni erano pompati e non erano reali. Allora io dico, vogliono fare un'inchiesta fatta bene, spero che i tribunali la facciano a 360 gradi, perché se pensiamo di risolvere i problemi correndo dietro agli amministratori locali, ma non portiamo a casa niente. Certo. Durerà anni. 20 miliardi di euro di certo loro non ce li hanno per rifondere, probabilmente anche, come si può dire, avranno anche modo di dimostrare che non è andata proprio come magari dall'onda mediatica ne è venuto fuori, il che non vuol dire che non possano avere responsabilità. Dico che ognuno poi porterà la sua ragione, ma io mi trovo strano che non si ponga neanche la questione di dire ma scusate, la Banca d'Italia ha per legge la vigilanza sulle banche popolari. Però la Banca d'Italia è vero che è anche di privatisti, non è del governo, cioè la Banca d'Italia, la maggior parte delle azioni della Banca d'Italia sono dei privati. Sì, ma dico, la Banca d'Italia ha la vigilanza sulle banche popolari. Qualcuno vuole chiedere ufficialmente alla Banca d'Italia cosa è successo? Punto di domanda. Le faccio una provocazione, non è che essendo dei privati la Banca d'Italia ne era a conoscenza e andava bene anche alla Banca d'Italia queste operazioni truffaldine? No, la Banca d'Italia più che di privati, la Banca d'Italia è una realtà di assolutamente autoregolamentazione e di verifica.
E il problema è che la Banca d'Italia non può dire, come leggo da qualche parte, che lei non ha mai imposto nulla, perché tutti noi leggevamo e sentivamo dire che quando ci sono le fusioni bisogna che le approvasse la Banca d'Italia, che la Banca d'Italia chiedeva alle banche di fare acquisizioni quando altre banche erano in difficoltà. Adesso sembra che la Banca d'Italia non c'è. Allora, io non sto lanciando accuse perché non ho gli strumenti, però dico, da azionista, anzi azionista, non sono ex, anzi azionista di una banca che non c'è più, mi chiedo, qualcuno vuol dirci anche che ruolo ha avuto la Banca d'Italia in tutto questo casino? Magari viene fuori che la Banca d'Italia è innocente e ha fatto bene il suo lavoro, ma ditecelo, verificatelo. Per quanto le riguardo, per quanto ne è a sua conoscenza, verranno rimborsati questi... Ma io spero proprio di sì, il governo insomma si era impegnato e si è impegnato per riconoscere il guaio che ne è nato e spero che questa partita si risolva con una transazione con tutti i cittadini, perché questo sarebbe un bel segnale. Ultimo servizio, è successo quello che non doveva succedere nelle Dolomiti, Sì. Allora andiamo a vedere questo servizio dove Luca Zaia era presente e alla grande per sistemare quello che è successo. Andiamo a vedere. La gara di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre è sempre aperta e numerosissime sono le adesioni che continuano ad esserci a distanza di un mese. Nessun veneto è rimasto indifferente di fronte all'emergenza, ciascuno a suo modo ha dato una mano a spalare il fango, tagliare gli alberi, liberare le strade e le case, rimuovere i rifiuti ed anche versando un contributo economico. La conta provvisoria dei danni solo a Belluno ammonta a 6 milioni di euro. Il costo si divide tra patrimonio pubblico comunale e circa 1,6 milioni per le proprietà private. Ricordiamo poi il danno importante che non si era mai verificato prima, la catastrofe nei boschi, 100.000 ettari rasi al suolo. In regione si lavora senza sosta per migliorare le condizioni di sicurezza, soprattutto idrogeologica. Dati alla mano indicano che l'ultimo piano per la messa in sicurezza del Veneto risale al 2010. Fu realizzato dopo la grande alluvione di Ognissanti che mandò sott'acqua 235 comuni su 581 in regione, causando 500.000 di sfollati. Il progetto complessivo prevede 681 opere e ad oggi sono stati attuati oltre 650 interventi, ma questo non basta. È fondamentale avviare rapidamente un programma di ricostruzione per il recupero infrastrutturale, edilizio ed ambientale, una manovra che oltretutto servirebbe ad evitare il fenomeno dello spopolamento delle valli montane. Allora, lei si è mosso in prima linea, governatore, per tutto quello che è successo, però il Veneto è un terreno, secondo lei, un territorio fragile oppure è stato che maltrattato? C'è un'analisi, al di là dell'ultimo episodio del vento, che lì è una cosa naturale, però nel resto delle cose che sono successe in Veneto negli ultimi anni, era perché un po' è stato un po' sfruttato male? Ma guardi, se avessimo edificato zero avremmo impatto zero, perché comunque ci sarebbero anche meno cittadini che vivrebbero su questo territorio, appunto. Poi è fuori di dubbio che molti fossati sono stati interrati, che molti scoli non ci sono più, per cui le acque a seguito magari di precipitazioni forti vanno subito velocemente a incanalarsi in pochi corsi d'acqua che poi straripano, perché questo è quello che succede. Però io dico sì, però non può neanche passare l'idea, guardi, io ho sempre l'esempio della tragedia di Refrontolo, no? Sono morte 4 persone quella volta. Stava passando l'idea che era colpa del Prosecco. Lì non ci sono neanche vigneti. Sì, appunto. Che è arrivata una bomba d'acqua, che è un torrente che fa quelle cose e ciclicamente ogni 20-30 anni fa queste esondazioni. Si figuri che lì ci fu l'esondazione a 1 chilometro di distanza, non pioveva neanche, io ero a un matrimonio, eravamo a mangiare all'aperto il 2 di agosto e a 1 chilometro di distanza c'era l'esondazione, quelle bombe d'acqua estive che si conoscono. Qui a Belluno abbiamo avuto una tragedia che è unica, fra l'altro farà scuola, perché pensare di 100.000 ettari, dei quali almeno 28.000 rasi al suolo, vuol dire avere un danno che mai è stato affrontato. Però dire che questo è una roba che è cambiamento climatico, secondo me è una follia, perché dal 90 ad oggi in Europa ci sono stati 32 schianti da vento di boschi. Pensi che prima del 1990 la tempesta si chiamava Lothar, Germania, ha
tirato giù 180.000 milioni di metri cubi, 180 milioni di metri cubi di alberi. La nostra ha 8 milioni di metri cubi. Sembra 8 milioni, 180 milioni. Di mezzo c'è quella francese del 2006, Bosco di Querce, 48 milioni. Ne abbiamo avute 32 di queste tempeste in 38 anni, in 28 anni, scusi. In 28 anni, dal 90 ad oggi, abbiamo avute 32. Per cui ne arriveranno ancora. L'Italia è stata esente fino adesso perché ha avuto la nostra e nel 2014 quella della Toscana con 400.000 metri cubi. Però al di là, per esempio, il tornado che ha preso la riviera del Brent anni fa, cioè ci sono più tornadi anche nelle coste dell'Adriatico, sull'Adriatico, che una volta non c'erano, ma una volta non c'era neanche la comunicazione una volta. Oggi vediamo le tempeste in diretta. Una volta, sebbene andava, lo venivi a sapere dal giornale il giorno dopo. Oggi abbiamo una partecipazione agli eventi che è straordinaria, perché poi tu vai a guardare i dati meteorologici, che è quello che facciamo noi, e vedi che quei dati si sono ripetuti. Non so, quando lei parla con il professor Del Paus, dovresti intervistare lui, che è per me illuminare. È di casa qui. Per me illuminare, il professor Del Paus vi dirà la piena storica del Piave avviene ogni, che so, 100 anni. Non dico cosa ci dice sul Mose. 100 anni, beh, ha ragione, io condivido la sua posizione sul Mose. E io lo stimo fra l'altro, il professor Del Paus. E lo dice, la piena ogni 100 anni. Quando arriverà la piena del Piave, quest'anno è arrivata una piena importante, 2000 metri cubi di acqua al secondo. È come uscisse un parallelepipedo di acqua da base 1 metro quadrato lungo 2 chilometri, perché 2000 metri sono 2 chilometri. A ogni secondo. Pensate, delle verghe d'acqua. Una bomba. Ecco, bene. Allora, il professor Del Paus ti dice, non so, ogni 100 anni arriva la piena storica. Non è che quando arriva la piena storica dice, oh, ma hai visto una roba così? Ovvio che non l'ho mai vista, perché probabilmente è accaduto, l'ultima volta da noi è accaduto nel 66, quindi sono passati 52 anni. Ma accadeva. Ma del resto, guardi, anche a leggere la Bibbia, no? L'invasione delle cavallette. Cioè, se oggi arriva un'invasione delle cavallette, tu direbbe, cambiamento climatico. Addirittura è finita nella Bibbia l'invasione delle cavallette, certo. No? Qui abbiamo avuto i cimici quest'anno. I cimici, purtroppo è così. Un po' le zanzare anche, che dicevano, sentivo, ecco lì il sindaco ha detto era nella regione che dovrebbe risolvere il problema. Vabbè, la regione risolve tutti i problemi, anche quelli familiari. Dovrebbe risolvere un po' tutto, ma è così, ci deve essere sempre il capo espiatorio, dunque, che fa... Il paese che vive di alibi è questo, esatto. E di poca gente che si rimbocca le maniche. Però la cosa bella, poi i veneti sono rimboccati le maniche. I veneti sì, ma io ho detto un paese, non ho detto il Veneto. Sì, certo, è vero che questo. E senta, a conclusione, così una domanda invece politica. Hanno cambiato partito, sono andati via da Forza Italia e Giorgetti da Donat, cosa ne pensa? No, sono scelte personali, punto. Io guardi, ho talmente tanti problemi per cui non... Poi voi mi conoscete, cioè io ho sempre, come si può dire, l'allergia a ste robe della politica. Sono scelte personali, per me prima viene il Veneto, si va avanti, si continua a governare. Bene, lo saluto. Io la ricordo sempre governatore. La prima volta quando lei è stato eletto governatore del Veneto, in un'intervista che come esempio tirò fuori ancora quella storia del cavallo, che c'era un cavallo, si ricorda nella sua storia 10 anni fa, che dicevano che era il suo. E ogni volta che la vedo mi viene in mente... Ma diciamolo, mi hanno regalato, cioè il ministro... No, ma sì, ormai è passato. No, ma il ministro va a Napoli e mi regalano un cavallo, il figlio di Varese, un nipote, non mi ricordo più. Ma sicuramente era un brocco, già per regalarmelo era un brocco, perché i napoletani non penso ma la ricordo con piacere. E io ho ricevuto il cavallo così, ho fatto la foto, poi ho mollato la capezza e ho detto, ho regalato in un'associazione. L'ho lasciato lì e neanche portato a casa, quindi non so neanche dove sia finito sto cavallo. E c'è qualcuno che ha voluto insinuare che mi sono portato a casa un cavallo. No, lo sa perché lo dico? Perché alla presentazione ricordo ancora come fosse, lei si arrabbiava un attimino sulla storia del cavallo, e quando la vedo mi viene sempre in mente, lo so per quale motivo, magari così spontaneamente, la storia del cavallo. Era una battuta ovviamente. La ringrazio, le auguro davvero delle buone feste, visto che tra... Grazie, buon Natale a tutti, buone feste. Noi non ci rivedremo nella trasmissione ed personalmente faccio i complimenti di come sta governando la nostra regione. Grazie a lei. Grazie al governatore Luca Zaia. Noi invece ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.